Pronto? Sono Ettore, Salvatore. Ciao Ettore, Come stai? tutto bene, grazie. Siamo qua, siamo nel fan club La DS Italia qua. Tutto a Sì, posto? siamo in diretta, però Salvatore, non siamo io e te al telefono, siamo in diretta. Siamo in diretta con 875 la radio. con la radio 875 oppure 885. Dove sei? Che stai facendo? Mi dicevi? Non ho Ho capito. detto che stavi facendo? Mi stavi raccontando che stavi facendo? Sto nella DS Italia qua che stiamo programmando, diciamo, il live per l'anno prossimo, la scaletta, queste cose qua. Senti, Salvatore, ma quante ore lavori al giorno tu? Quante ore? Lavori al giorno? Ma io ho finito la scuola quest'anno, quindi ora sto facendo lezioni private di pianoforte, canto e Eh. poi la mattina sto qua nel fan club e nella DS Italia. Stiamo facendo delle produzioni per l'anno prossimo, stiamo approfondendo dei brani con Soriani e con Massimo D'Ambra, Ah. perché quest'anno uscirà per la prima volta un singolo solo mio e di Giuliano. E quindi stiamo facendo questa programmazione per il 2016. Senti, ma com'è la vita senza scuola? Cioè, per esempio, la mattina ti svegli più tardi? Sì, ovviamente prima mi svegliavo alle 7:30, Eh. adesso quando andiamo a lavorare mi sveglio anche a mezzogiorno, però quando non la sera vado a dormire presto mi sveglio sempre verso le 10 e poi vengo qua nello studio e ci mettiamo sul PC, sul Mac a vedere di fare sempre qualche sonorità, a trovare qualche suono più forte, più figo per inserirlo nei nostri pezzi. Senti, però fammi capire una cosa, perché credo che Giuliano abbia l'ultimo anno di scuola, giusto? Sì, sì, sì. E quindi tu la mattina vedi Giuliano che si sveglia, si prepara, va a scuola. No, in realtà non lo vedo proprio perché quando dormo non lo sento. Non lo No, lo sento so. proprio. No, ma la domanda era questa, cioè volevo capire se Giuliano fa casina la mattina mentre si No, prepara. no, No. per niente. Io sì facevo un sacco di casino quando andavo a scuola perché io volevo la compagnia, volevo che mia mamma si svegliasse e venisse lì a svegliarmi. Invece mio fratello tutto con calma, non si fa sentire, quindi per me è ottima sta cosa. Senti, e invece papà fino a che ora dorme la mattina? Ma babbo come me verso le 10, le 10 e mezza non dorme molto. Mm. Prima, fino a 5-6 anni fa dormiva di più, ora invece si sveglia prima. Senti una cosa, allora, di voi mi piace un fatto, a parte che siete insomma bravi, siete belli, ma questo lo sanno tutti, non voglio essere scontato, ma mi piace perché siete fighi quando vi vestite. Io vi ho visto qualche sera Qui è fa. molto lo stile, Eh, infatti eh, proprio ora parlavamo di questo perché noi stiamo creando un sì, nuovo marchio che sarà proprio nostro, Wishes, che faremo cappelli, magliette, porteremo eh, proprio una linea nostra, mhm. poi ci saranno diciamo in tutta Italia, stiamo infatti trovando una sede anche a Roma, a Torino per poi portare questo nostro stile un po' ovunque perché abbiamo fortunatamente un seguito che non si ferma solo qui in Campania ma un po' in tutta Italia. Senti, ma Quindi vi date i stiamo facendo sta consigli? cosa, tra Vi un d- po' arriveranno i cappelli, è una bella, bella novità. ma vi date i consigli quando vi vestite? In realtà ci sono molte persone, anche ragazzi, che seguono diciamo, il nostro modo di fare, tipo Eh. che ne so, io in estate ho voluto cambiare un po', ho detto mo da moro passo un po' al biondo, e ho visto che molti ragazzi sotto al palco avevano fatto lo stesso cambiamento e me lo facevano anche notare. Ok, ti si è fatta una sorta di chatouche, insomma, per. Un po' sì, un po' Un sì. po' sì. Senti, mi vuoi passare Giuliano se è lì così? Non Giuliano non c'è. c'è, sto solo Ma io non c'è qua. neanche Giuliano è arrivato un papà, non attimo c'è. perché sta facendo delle cose, perché si è patentato da poco Eh. e allora lui e la sua macchina sta sempre a vedere se può aggiungere qualcosa di più interessante per quanto riguarda la pellicola, queste cose qua. Lui è più fissato di me su queste cose. Ma tu una macchina tua ce l'avrai, però un'auto tua, insomma. Certo, anche io ho una macchina. Ah, no, perché altrimenti tutto insieme, fate tutto insieme, finite per. Hai No, capito? no, io ho la mia e lui la sua. Eh. Ma papà, come spesso succede, vi dice mai che le macchine sono sporche, che ne so, tutte, e lavate a macchine, e No, non no, noi correre? spesso andiamo, diciamo, portiamo la macchina al lavaggio, quindi Ma non solo per sporche. qual è la cosa che Nico ti dice spesso, che solitamente dicono i papà, cioè non correre, non ti fa lo puntare la Allora, io patente? devo dire la verità, Eh, Ettore, io sono quello che ha fatto
fatto più incidenti di tutti. E lo dici così. Sono un po' sfortunato perché io avevo la macchina 50 e ho fatto l'incidente, avevo il Sì. mini country che ho fatto l'incidente, infatti quando feci l'incidente successe proprio, andai su tutte le testate giornalistiche il mattino in prima pagina, per la gente pensavano che fosse accaduto, sai, quelle cose tragiche, invece poi non era niente di che, Sì. però loro devono fa notizie, che mi misero in prima pagina con quella fotografia che sembravo quasi che stavo per morire. Senti, ma Mio avevi padre un torto po' più tu? Ma avevi torto tu? 50 e 50, Ah, 50 e entrambi 50. avevamo Io stavo andando a fare l'esame di maturità quando feci l'incidente Eh. e Sa- quindi stavo andando a scuola, bam, ho tamponato e poi arrivai anche più tardi, diciamo, a scuola per fare questo esame, un macello. Senti, ti voglio chiedere una cosa, sai che uno dei sogni più ricorrenti, anche quando passano gli anni, cioè anche quando hai 30 anni, 40 anni, è Sì. sognare il fatto che la mattina ti svegli e devi affrontare l'esame di maturità. Tu già lo stai facendo questo sogno incubo? Io già l'ho fatto l'esame di No, dico, maturità. ti capita mai di sognare che il Ah, giorno certo, io dopo, quando ho fatto l'esame di maturità, a parte che ascoltavo sempre la canzone di Antonello Venditti, notte prima degli esami? sempre. Penso che la notte prima di andare mi misi a piangere nel letto quando l'ascoltavo perché avevo una paura tremenda. È una bella esperienza da fare e Eh? infatti anche vicino a tante persone che a volte lasciano la scuola dico raga, però l'esame di maturità è un'esperienza che bisogna fare proprio per crescere e per capire delle cose, perché poi ti ritrovi lì che sei solo tu e il foglio e allora ti fai delle domande, ti impegni quando fai l'orale, perché poi io ho portato un po' delle tematiche particolari e belle cose. Senti, ti volevo chiedere una cosa, ma qual è la notizia su di te che ti dà più fastidio? Cioè la cosa che si dice su di te che ti dà più fastidio? Ti do due possibilità. Il fatto che Sì. tu sia un cantante neomelodico o il fatto che tu sia solo bello e non balli? Ma guarda, per fatto del neomelodico, noi abbiamo creato questo gruppo con Baco, che il papà è un cantante che da 20 anni fa parte di questo mondo neomelodico. Noi siamo entrati nel suo gruppo facendo altro, perché è palese, se lo si sa, che noi non facciamo il neomelodico, ma facciamo tutto un genere pop, rap, dance, che l'abbiamo portato aggiunto al suo canto melodico. Quindi loro possono, diciamo, i pregiudizi ci sono. Poi per quanto riguarda io sono consapevole del fatto che ci siano molte ragazze che ci seguono per la bellezza, però ovviamente l'età è quella, io ho 19 anni e la ragazza è molto presa, all'occhio poi la sua parte, però noi allo stesso tempo andiamo a scuola, studiamo sia musicalmente che culturalmente per crescere e per far capire alla gente che non c'è solo quello, ma c'è anche altro. Ok, grazie Salvatore, buon lavoro, buone cose, Grazie a salutami voi, un tutti. abbraccio, un bacio a tutti, Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.